andate a visitare la Liguria, non dimenticatevi. La città di Genova e Genova Nervi, dove ci troviamo, è un buon punto per organizzare una gita di un giorno. Noi per la rubrica 3 minuti di stiamo per andare ad Apricale. Se non l'avete già fatto, potete visitare il borgo medievale di Apricale. Il suo nome sembra derivi da apricus, che significa soleggiato, molto probabilmente per il fatto che è arroccato sotto al monte Bignone, alto 1300 metri e baciato dal sole. Zenazon, per la rubrica 3 minuti di, lo ha visitato per voi. A pochi chilometri dal confine con la Francia, nell'entroterra di Bordighera, superato un altro borgo che visiteremo sicuramente presto, Dolceacqua, rimarrete colpiti dalla bellezza di questo piccolo paese, circondato dai boschi di ulivi. Passeggiando tra i vicoli del paese attraggono l'attenzione numerosi murales raffiguranti momenti di vita agreste del borgo. Insignito della bandiera arancione, Apricale è considerato uno tra i borghi più belli d'Italia. Curiosamente, questo borgo dell'entroterra ha nel suo stemma un veliero. Il motivo risale al fatto che anticamente dai boschi di Apricale proveniva il legname per la costruzione delle navi della flotta marittima della Repubblica di Genova. Situato lungo la via dell'olio, Apricale si trova nella zona taggiasca, che dà origine ad un extravergine di qualità.